Riserideràs el tren in anar. Riserideràs rosari de un tres amb un pis. Questa presentazione con tutti i tuoi ho fatto che ti siete in Galles all'Università di Bangor, ma a memoria ricordo degli esami che ti faccio, però adesso vengo per fuori e tutto il resto è andato. Allora ti sei presente per Tocqueville? Sì, ma la sua presentazione parlo delle lingue del bilinguismo. D'accordo. Per tutto quello che c'è da sapere, sono docente di bilinguismo all'Università di Bangor, che è in Galles, università bilingue, da una ventina d'anni ormai all'Università di Bilingue. Io sono lì da un anno, prima ero a Nottingham e prima ancora a Londra, alla UCL di Londra. Voglio parlare di plurilinguismo e si sente spesso parlare di come sia importante imparare le lingue. L'inglese è importantissimo che i bambini imparino le lingue. Però, come per parafrasare Confucio, se si vuole cambiare il mondo bisogna prima guardare a casa nostra, bisogna prima cambiare a casa nostra e poi si potrà muoversi e cambiare il mondo. E col bilinguismo, io penso che col plurilinguismo le cose siano molto simili. Prima bisogna vedere la nostra situazione, come si può usufruire della situazione che la natura ci ha dato e poi si può aprirsi verso il resto del mondo sicuramente. Io parlo l'inglese, il greco, un po' di spagnolo, il lombardo, l'italiano, non è che dico mi voglio parlare pavese e con gli altri che parli minga, no, non è quello il fatto. Il fatto è che si può sfruttare ciò che si ha come trampolino di lancio per le altre lingue. E il plurilinguismo appunto comincia da casa, come tante cose. È riconosciuto dai linguisti in tutto il mondo che la normalità di questo pianeta è il plurilinguismo. I monolingui sono una minoranza. E sicuramente lo erano in Italia per molto tempo e anche adesso mi sembra che siamo sul 50% più o meno. In moltissime parti del mondo le persone sono cresciute, i bambini sono cresciuti e crescono ancora consapevoli che le cose hanno più di un nome. In Galles, per esempio, i bambini crescono sapendo che questo oggetto si chiama flower in inglese, ma anche che si chiama, adesso mi si è bloccato il telecomando, ecco, ma si chiama anche bloden in gallese. Sanno che un oggetto ha due nomi, è una cosa normalissima. Sanno che la nonna, quella che mi fa il pulastica la domenica mattina, si chiama grandma in inglese, ma anche nine per i gallesi del nord o mamgu per i gallesi del sud, perché il gallese ha varietà dialettali come tutte le lingue del mondo. Bene, questa normalità esisteva anche in Lombardia e per alcuni esiste ancora. Molte persone cresciute nella mia generazione sono cresciute sapendo che le cose hanno due nomi, che questi si chiamano baffi ma anche barbins e che questo oggetto si chiama sedia ma anche cadrega per gli insuli e scagna per i bergamaschi. Il lombardo come il gallese ha una lezione dialettale, non è una novità e non è una cosa che succede solo in Italia, anche se gli italiani hanno questa idea che noi siamo speciali, non è vero. La variazione dialettale a 10 km di distanza esiste in tutte le lingue del mondo e soprattutto nelle lingue minori, perché le lingue minori sono state standardizzate in tempi più moderni, quindi non è una prerogativa italiana. Sono situazioni naturalissime, come ho detto, e i monolingui sono stati e sono ancora una minoranza nel pianeta Terra. Nonostante ciò in Europa c'è sempre stato, e culture derivate dall'Europa, per esempio gli Stati Uniti, c'è sempre stato molto, diciamo così, molti atteggiamenti negativi verso il plurilinguismo e il bilinguismo. In molte zone d'Europa si è pensato addirittura che il monolinguismo sia una meta da raggiungere, una meta positiva. E questo purtroppo è stato un grosso errore che molti popoli hanno riconosciuto, stanno riconoscendo adesso e stanno cercando di invertire rotta. In Galles è successo come è successo qui da noi. Ci sono state fortissime pressioni dalla scuola, ma non solo, gran parte del XIX secolo e gli inizi del XX secolo, pressioni per convincere, a volte obbligare i genitori a parlare inglese con i figli, a non parlare gallese, perché si confondono. O quella era l'idea. Il risultato ovviamente è che intere generazioni di bilingui diedero vita a generazioni di monolingui. Per parafrasare Davide Van der Frost, genitori che hanno due mele in tasca danno vita a figli con solo una mela in tasca. E questo a mio avviso non è progresso.
Quindi genitori bilingui inglese-gallese che danno vita a monolingui inglesi, anglofoni, e genitori italiano-lombardo. Io parlo di lombardo perché siamo in Lombardia, però questo vale per la Sicilia, vale per la Sardegna, vale per il Piemonte, per moltissime zone sotto l'amministrazione italiana. Quindi bilingui italiano-lombardo che diedero vita a molti monolingui italiani talofoni. Ripeto, genitori che hanno 2 mele in tasca e ne passano solo una ai loro figli. Questi comportamenti purtroppo sono stati e vengono ancora razionalizzati con parecchie idee che non hanno alcun fondamento scientifico. Questo adesso è praticamente il nesso del mio intervento. La differenza fra i cosiddetti miti creati dalla propaganda di Stato, non solo in Italia, in tantissimi posti, il Galles è un altro esempio, la Catalogna è un altro esempio, che ormai da più di 20 anni la ricerca ha dimostrato non hanno alcun fondamento scientifico. Una di queste idee è l'idea che il cervello del bambino è troppo debole o troppo immaturo per poter far fronte all'apprendimento di più lingue. Idee che purtroppo venivano e spesso vengono ancora sostenute anche dagli insegnanti e da psicologi o da pediatri, persone che sapranno fare il loro mestiere, però non sono linguisti, si cimentano in affermazioni che non fanno parte del loro campo. E purtroppo poco tempo fa ero a Pistoia a parlare a una sala di famiglie immigrate che mi chiedevano: ma se parlo l'arabo, l'albanese, il cinese con mio figlio, poi diventa stupido? E purtroppo queste cose non sono solo per quando si parla di dialetti, sono cose che in molte zone, e in Italia purtroppo, e in molte zone d'Europa, sono ancora forti, ma sono purtroppo miti, che la ricerca forse pecca di non essere stata in grado, l'accademia non è stata in grado di comunicare le nuove ricerche al popolo, perché i miti rimangono nonostante la ricerca abbia dimostrato che non hanno alcuna base. E ripeto, non hanno alcun supporto da parte della scienza, e parlo di ricerche di antropologia, psicolinguistica, linguistica cognitiva, eccetera. Innumerevoli studi hanno dimostrato che, e parlo ormai da più di 30 anni, forse il primo studio si parla del 1968, alcuni dicono forse quello dopo del 72, comunque si parla di 30 anni ormai, che un bambino risposto regolarmente, quindi che ascolta le 2 lingue regolarmente, giornalmente, acquisisce le 2 lingue o più lingue più o meno con la stessa velocità, a un passo paragonabile a quello dei coetanei monolingui, e raggiunge un livello di competenza paragonabile a quello dei coetanei monolingui. Ci sono logicamente variazioni individuali, non tutti i bambini iniziano a parlare alla stessa età, ci sono alcuni che iniziano prima e alcuni che iniziano dopo, ma quando si fanno studi di gruppo, dove si hanno numeri abbastanza ampi di bambini e si guarda la media, ci sono differenze praticamente negligenti. La parola chiave qui è regolarmente, ovviamente. Qualunque bambino, anche il monolingua, ha bisogno di essere esposto regolarmente alla lingua che poi diventerà la sua lingua madre. Un bambino non può apprendere una lingua solo se l'ascolta per radio, c'è bisogno di interazione. Quello è normale sia per un monolingua che per un bilingue, non è una cosa speciale per il bilingue. Quindi c'è bisogno di una determinata interazione regolare. Lo stesso vale per il bilingue. Se le 2 lingue sono presenti regolarmente nell'ambiente, il bilingue crescerà con una conoscenza di entrambe le lingue. E ripeto, la parola chiave qui è regolarmente. Se si ascolta una lingua ogni tanto, logicamente non si può sviluppare il bilinguismo, ma se le 2 lingue o più lingue sono presenti nell'ambiente regolarmente, il bambino cresce bilingue senza alcun problema. E infatti non è solamente sbagliata l'idea che un bambino non riesce, che 2 lingue siano troppo per un bambino, è addirittura l'opposto della realtà, e ci sono ormai chilometri di studi che lo dimostrano. Per esempio è stato ripetutamente dimostrato che ripeto, bambini esposti ripetutamente e regolarmente a 2 lingue sviluppano abilità cognitive superiori a quelle dei monolingui. I bilingui sono più abili nella concentrazione, riescono a concentrarsi di più e più facilmente, hanno maggiori doti analitiche, quindi una capacità di pensiero più flessibile, e maggiore abilità nell'apprendimento di una terza lingua. Questi sono dati che sono stati rilevati in Canada, in Catalogna, in Galles, negli Stati Uniti, ripetutamente, non è uno studio unico. Un esempio, questo è un paradigma sperimentale molto usato. Datemi una mano. Partiamo da in alto, sinistra verso destra, e leggete i colori insieme a me. Rosso, giallo, verde, rosso, blu, verde. Provate adesso. No, quello è rosso.
Molto più difficile, giusto? Bene, questo è difficile sia per i monolingue che per i bilingui. È un esercizio difficile per la mente, perché la mente deve separare il colore dalla parola. Eppure è stato dimostrato che i bilingui sono molto più veloci dei monolingue a questo esercizio. Nettamente, con la statistica è stato dimostrato che sono nettamente più veloci già da bambini, già dai 6 anni e mezzo, 7 anni. È un esercizio difficile per tutti, ma per il bilingue è leggermente meno difficile. Perché? Perché il bilingue è abituato, come ho detto prima, a sapere che le cose hanno due nomi, ci sono due informazioni. Io guardo questa cosa e so che si chiama bicchiere, ma si chiama anche bicchiere. Per me è normale che abbia due facce questa medaglia. Per un monolingua è abituato a vedere le cose con un unico nome. Tutte le informazioni sono monocromatiche. Quando gli diamo due informazioni non sa più cosa fare, va in confusione. Il bilingue fa fatica perché non è un esercizio semplice, però lo fa molto più speditamente. E questo quindi dimostra che è meno facile distrarre un bilingue, dire ti chiedo il colore però ti do la parola di un altro colore. Certo, si distrae anche il bilingue perché due informazioni sono difficili.